Assessore Santoro, un programma da 18 milioni di euro riacciuffato per i capelli e quasi ormai tutto avviato. Sì, tranne un unico intervento che verrà pubblicato la gara tra poco, abbiamo appaltato e sono in corso tutti i lavori dei cosiddetti patti territoriali, che sono lavori sulle infrastrutture, sulla ferrovia, sul riassetto idraulico della zona dell'Aussacorno, della zona industriale dell'Aussacorno. Un insieme di lavori che abbiamo riacciuffato appunto per i capelli, perché stavano scadendo tutti i termini ministeriali per poter iniziare queste operazioni, e che abbiamo integrato con fondi regionali proprio per garantire a questa zona industriale il massimo livello di attrezzaggio, di infrastrutturazione, per essere in grado di affrontare le sfide imprenditoriali che essere all'interno dell'Alto Adriatico, del sistema portuale dell'Alto Adriatico, di fatto, anche se non all'interno dell'autorità portuale, porta. Questo è un porto importante, una zona industriale importante, che con la riforma dei consorzi industriali si trova unita anche a livello di governance con la zona industriale udinese e con la zona di Osopo Gemona. Quindi un sistema infrastrutturale forte che ha qui il suo porto, il porto appunto del sistema infrastrutturale e industriale della parte friulana della regione. Quindi abbiamo creduto, gli imprenditori hanno creduto sul futuro di quest'area, e devo dire che oggi davvero questi risultati si iniziano a vedere. C'è poi una seconda parte altrettanto importante, soprattutto per quanto riguarda il traffico, per quello che sono il trasporto delle bramme. Anche su questo la Regione ha intenzione di intervenire sostenendo il trasporto sia via mare sia via ferro. In che modo? Un anno fa ho chiesto ai sindaci di avere un po' di pazienza, perché avremmo potuto intervenire sulle strade nel momento in cui avremmo avuto delle alternative per il traffico sulle bramme. Oggi posso dire a questi sindaci che le alternative ci sono. Oggi ci saranno due avvisi pubblicati per il sostegno intermodale sia al traffico delle bramme su via mare che al traffico delle bramme via ferrovia in modo sperimentale, proprio per ripartire questo approvvigionamento per le nostre imprese, che quindi così ripartite impatteranno meno sui territori. È un momento molto importante proprio perché non solo è una promessa mantenuta, ma è davvero un modo per mostrare che l'intermodalità e la logistica nella nostra regione è una realtà e non solo uno slogan. Quanto metterà a disposizione la Regione? Allora, la Regione mette a disposizione i sostegni per quanto riguarda il traffico ferroviario e il traffico via mare, che è nell'ordine dei milioni.